Minuti di furia maltempo, come un'apocalisse. Verona in ginocchio, stamane il sopralluogo del governatore Zaia nelle zone più colpite. È una tragedia, il governo intervenga subito, decretato lo stato di crisi per 45 comuni veneti. A Verona raffiche di vento a 100 km all'ora, accumuli di record di pioggia, cominciata la conta dei danni, decine di milioni di euro, la gente mai visto nulla di simile, la telefonata di Mattarella al sindaco Sboarina. È diventato l'uomo simbolo della giornata da incubo a Verona, parla Daniele Iattarelli, immortalato da un video con l'acqua e il ghiaccio alla gola, ho temuto di morire. Bufera per il tweet del giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, vicino a Verona ma i cittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio riflettono sul significato del karma. Coronavirus, approvati test rapidi made in Veneto dallo Spallanzani, la soddisfazione dei medici dell'equipe trevigiana che hanno portato avanti il progetto. Oggi intanto partite di screening rivolte ad insegnanti e personale ATA. Rilancio ACC di Mel, dalle banche ancora silenzio sul prestito ponte necessario a finanziare il piano industriale, sindacati e lavoratori increduli, situazione paradossale. Elezioni alle porte, Ring fa il bis, da stasera doppio appuntamento il lunedì e il martedì in prima serata su Antenna 3 con i protagonisti della politica e dell'attualità. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, naturalmente ampio spazio durante il nostro telegiornale dedicato alla devastazione causata dal maltempo di ieri sera in Veneto, in particolar modo nelle zone di Verona e della provincia di Verona. Oggi è stato il sopralluogo del governatore Zaia, ma prima diamo uno sguardo insieme alla tabella, al bollettino appunto giunto nel pomeriggio per quanto riguarda i casi positivi da Covid-19 nella nostra regione, perché rimane insomma osservata speciale la situazione. Anche il governatore Zaia, che oggi era a Verona in municipio per il punto stampa dopo l'ondata di maltempo, ha evidenziato, ha fatto un po' il bilancio della situazione in Veneto. Ebbene, a questa sera nel bollettino del 17 di Azienda Zero vediamo che sono 63 i casi positivi nelle ultime ore nella nostra regione. Complessivamente sono 22.134 i positivi da inizio emergenza. Il dato più significativo è quello di Treviso, anche oggi si registrano 22 casi che vanno ad aggiungersi alla sessantina, ai 62 casi di questa mattina. Per quanto riguarda invece i ricoveri, scorriamo un attimo, sono 6 persone in più ricoverate nelle ultime ore in area non critica negli ospedali del Veneto, e per quanto riguarda le terapie intensive abbiamo un caso in più, un ricovero in più nelle terapie intensive del Veneto, dove complessivamente sono 7 le persone ricoverate, di queste 5 positive, mentre in generale sono 131 le persone ricoverate in area non critica, di questi però è bene ricordare solo 49 sono ancora positivi. Prima appunto di entrare nel dettaglio sulla situazione a Verona dopo il maltempo, vi lanciamo il sondaggio che con la grafica vi facciamo vedere. La domanda alla quale vi chiediamo di rispondere è legata alle prossime elezioni. La domanda è questa: Covid e polemiche, voto a rischio astensione. Quello dell'astensionismo è un rischio che secondo gli esperti si potrebbe correre per questa tornata elettorale. Se la vostra risposta è sì, numero 0422 1626 691. Se invece per voi la risposta è no, il numero da comporre è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, è sufficiente fare uno squillo e automaticamente verrà registrata la vostra risposta. L'esito del sondaggio all'interno della nostra trasmissione Ring. E allora adesso andiamo a vedere com'è la situazione a Verona. Questa mattina, l'abbiamo detto, sopralluogo del governatore Zaia accompagnato dagli assessori regionali Bottaccini e De Berti insieme al sindaco Sboarina, un sopralluogo tra le zone più colpite dalla devastazione di ieri nel capoluogo Scaligero. Zaia che ha detto è una città ferita, in ginocchio, decine di milioni di euro i danni.
Verona colpita al cuore da quello che viene definito oggi un tifone mediterraneo con raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h abbattendo centinaia di alberi. Sulle strade, sui muri delle abitazioni i segni della devastazione provocata dalla pioggia che ha trasformato le vie del centro in fiumi di fango e grandine. Paragonabile ai disastri che ho visto io nell'alluvione 2010, a Vaia, a tutto quello che è stata la tromba d'aria nella riviera del Brenta. Il capoluogo e tutta la provincia scaligera ora tentano di rialzarsi, si puliscono case e negozi, si salva quel poco che è stato risparmiato dalla furia degli elementi. Oltre 200 le chiamate di aiuto arrivate ai vigili del fuoco, anche oggi al lavoro. Si stanno mappando le zone della città dove potrebbero esserci situazioni di pericolo. In tal senso l'ordinanza del sindaco Sboarina che ha chiuso i parchi gioco in via Prudenziale. La città è stata colpita a macchia di leopardo e dove vento e pioggia si sono abbattute hanno lasciato danni e distruzione. Io dico che sono decine di milioni di danni, cioè nel senso che qui non ce l'asciughiamo con poco, anche perché Verona è messa in ginocchio in alcune parti della città. È fondamentale che si provveda per il veronese e anche per il resto dei territori che hanno avuto danni. Sono 45 al momento i comuni veneti, 7 nel veronese, una ventina nel padovano, una decina nel vicentino, 3 nel bellunese, inseriti nello stato di crisi firmato dal governatore Zaia che ha chiesto ai cittadini di documentare attraverso fotografie i danni subiti per avanzare la richiesta di risarcimento. Domani mattina intanto si riunirà anche la giunta regionale. Facciamo uno stanziamento per le opere, le somme urgenze, ovviamente lo definisco, come si può dire, istantaneo, veloce, non risolutivo. Di fronte a quanto accaduto è necessario un intervento del governo, dicono con un'unica voce il governatore Zaia e il sindaco Sboarina. La mia città, spiega il primo cittadino, era già stata messa a dura prova dal lockdown e adesso questo. Il governo non può dare delle risposte alla città di Verona, perché, l'ho già detto prima, è una situazione straordinaria che si è verificata purtroppo in un periodo della vita della nostra città già straordinario di suo. In queste ore sono arrivate le telefonate di solidarietà e vicinanza del capo dello Stato Mattarella, del Presidente del Senato Casellati, del Ministro D'Incà. Il capo della Protezione Civile Borrelli, riferisce Zaia, mi ha comunicato di aver aggiornato il Premier Conte sulla situazione. Significa che il governo è al corrente di quanto accaduto. Io spero che il governo dichiari lo stato d'emergenza, faccia un provvedimento in Consiglio dei Ministri. Abbiamo mostrato anche noi nelle nostre edizioni straordinarie le immagini di quell'uomo che camminava tra le strade invase dall'acqua, con l'acqua che gli arrivava fino alla gola. Ebbene, l'abbiamo incontrato questa mattina nel suo laboratorio e insieme a noi ha ripercorso quei drammatici minuti in cui ha rischiato di morire. Guardate questo signore. Sono qui che lo sto guardando in diretta, poveretto. Acque grandine, ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere. Sono diventate le immagini simbolo della devastazione causata dal maltempo a Verona. Protagonista del video che ha fatto il giro del web è Daniele Iattarelli. Ieri, quando le vie della sua città si sono trasformate in un fiume di acqua, fango e ghiaccio, ha tentato di mettersi in salvo camminando lungo i muri delle abitazioni, sommerso fino alla gola. Questa mattina lo incontriamo nel suo laboratorio, dove si trovava anche ieri sera. Il tempo racconta di sistemare alcune cose nel retrobottega. Quando sono tornato ho visto cosa stava accadendo. È arrivato un fiume d'acqua, ghiaccio, foglie, ha sfondato la porta, ha sfondato la finestra e ci siamo trovati pieni d'acqua. Iattarelli ricorda quegli attimi durante i quali il suo laboratorio si è trasformato in una trappola. Mi sono trovato incastrato qui in laboratorio con l'acqua praticamente alla gola e per fortuna si è rotto una porta a vetro e sono riuscito almeno ad arrivare qui e poi da qui, quando il ghiaccio si è iniziato un po' a muovere, sono riuscito a scappare vicino al muro, stando vicino al muro e aggrappandomi ai pali che ci sono lì. Per dei lunghi, interminabili minuti l'uomo ha temuto di non farcela. Era bloccato tutto qua, c'erano mobili sopra altri mobili, è stato abbastanza brutto. Il problema era che era ghiaccio e non si riusciva a camminare in mezzo, era difficilissimo. Con la consapevolezza di aver corso un grande pericolo, adesso Daniele Iattarelli deve fare i conti con i danni nel suo laboratorio e la sofferta decisione di andarsene da qui per riaprire altrove l'attività. È tutto da buttare, ho 10 anni di laboratorio buttati via nel fango e nell'acqua. Cambierà qualcosa adesso per lei, si sposterà? Sì, decisamente
anche perché ripartire qua sarebbe impossibile ormai. Sono da buttare via tutti, i mobili, i macchinari. Non investirei di nuovo in questa zona qua. Iattarelli, come tanti altri suoi concittadini, da ieri sera stanno lavorando senza sosta per ripulire case, negozi e per tornare alla normalità. Raccontano: non abbiamo mai visto nulla di simile. Un grandissimo disastro, inimmaginabile cosa è successo. Per fortuna è andato anche troppo bene, poteva essere molto più grande, una catastrofe. E la grandine ha chiuso i tombini, non c'è stata più possibilità proprio che l'acqua possa defluire. Ho parcheggiato la macchina lassù e io abito lì. E sono entrato, c'era l'entrata con 25 cm di acqua, per cui ho messo un'ora per svuotare, poi sono rimasto bloccato in ascensore mentre andavo su. Il negozio è distrutto, è arrivata questa grandinata e acqua, ha sfondato la vetrina, è venuta dentro con tutta la forza che avevo, ci siamo trovati le scrivanie là, i computer accatastati. Stima di danni così intanto iniziali? Saranno 200.000, secondo me 200.000 ci sono tutti. In bottega da me adesso ci sono delle persone che stanno aiutando, che non conosco e che ringrazio continuamente piangendo, perché ogni volta che gli dico grazie mi viene da piangere. E adesso rivediamo le immagini della devastazione, le immagini più significative della devastazione a Verona a 10 minuti, come un'apocalisse. Guardate questo signore, sono qui che lo sto guardando in diretta, poveretto. Acque grandine, ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere. Signori, questa è la strada delle Torricelle. Non c'è più un albero dritto. Sono caduti tutti! Sono caduti tutti!
Queste le immagini terribili che mostrano la violenza, la furia del maltempo di ieri sera, e intanto è polemica per il tweet pubblicato da un giornalista di Repubblica, Paolo Berizzi, che ha twittato un'immagine di una strada sott'acqua di Verona commentando: sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma. Subito si è scatenata la polemica politica e il tweet è stato rimosso. Di attacco vergognoso alla città ha parlato il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Un comportamento da sciacalli, ha aggiunto: invece che tenere le mani sulla tastiera, persone così dovrebbero chiudersele dentro un cassetto. Più tardi la precisazione dello stesso Berizzi, che ha scritto: se qualcuno si è sentito offeso me ne scuso, sono sicuro che la maggioranza dei veronesi, a differenza di una minoranza di odiatori seriali ben noti in città, abbia capito il senso del mio messaggio. Ribadisco la mia piena, totale e incondizionata solidarietà a tutti i cittadini di Verona colpiti dal nubifragio di ieri. L'allerta meteo era scattata per il fine settimana. Andiamo allora a vedere quali sono state le caratteristiche di questi violenti fenomeni che hanno investito il Veneto. Il meteorologo dell'ARPAV dice: a Verona raffiche oltre i 100 km/h. Sì, nel fine settimana è arrivata una perturbazione da nord-ovest dopo alcuni giorni all'insegna dell'anticiclone subtropicale africano. Quindi ci sono stati forti contrasti tra le masse di aria calda preesistenti e l'aria più fredda in arrivo. Diversi nubifragi, violente raffiche di vento, piogge e grandine. Si è presentato così il violento temporale che ha messo in ginocchio Verona e colpito duramente le province di Padova e Vicenza. Qui i maggiori accumuli d'acqua, in realtà, precisano gli esperti dell'ARPAV. Sul Vicentino il picco è stato 88 mm sul Monte Summano. Poi c'è stato anche il Veneziano che non scherza, perché a Campagna Lupia sono stati rilevati 68 mm e a Padova, a Galdignano, sui Colli Ugani, 64 mm. Violente le raffiche di vento che si sono abbattute facendo cadere rami e alberi, scoperchiando costruzioni. Il Veronese è stata la zona sicuramente più ventosa, infatti in effetti sono state rilevate raffiche fino a 105 km all'ora proprio in occasione del temporale del pomeriggio. Degni di nota sono i 91 km all'ora del Vicentino e i 79 km all'ora del Padovano. Poi per il resto ci sono state raffiche anche nelle altre zone, però tra virgolette normali per un temporale. Una devastazione che segna l'addio al caldo africano, attesa per fine settimana una nuova perturbazione che potrebbe portare con sé un clima di inizio autunno. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma poi continuiamo a parlare del maltempo di ieri in Veneto. A tra poco. Rieccoci in diretta. Maltempo che ha colpito non solo il Veronese, anche se è l'epicentro dell'ondata di maltempo. Anche il Padovano è stato colpito dalla pioggia, dal forte vento che hanno causato i danni maggiori. Problemi nell'Alta Padovana tra Limena, Villafranca e Cittadella. Scoperchiato il tetto di un maneggio a Bovolenta. Il presidente Zaia dichiara lo stato di crisi anche per 28 comuni della provincia di Padova. Siamo riusciti a mettere in sicurezza velocemente, nonostante la tromba d'aria passata avesse piegato con la sua forza la recinzione. Non resta niente del tetto di questo maneggio a Bovolenta. Le raffiche fortissime che hanno spazzato la zona sud di Padova hanno causato anche questo. Sono stati 105 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Padova. Alberi sulle strade nell'Alta Padovana, Cittadella, Villafranca, San Pietro in Gu, Fontaniva. Un grosso ramo è caduto anche lungo la strada Valsugana a San Giorgio in Bosco. Alberi sradicati anche a Limena, questo in via Fornace e San Giorgio delle Pertiche. Spostandoci a sud, un ramo di grosse dimensioni è caduto sul cavalcavia che porta la Valdastico Sud a Borgo Veneto.
Pochi danni a Padova, città dove la situazione è stata di fatto sempre sotto controllo. Qualche chicco di grandine, ma il violento temporale che ha devastato la città di Verona ha sostanzialmente risparmiato i Colli Euganei e il Conselvano, dove si sta per entrare nel vivo della vendemmia. E poi c'è anche il bellunese interessato dalla pioggia. Ieri sera si è rimessa in moto la storica frana di Acquabona alle porte di Cortina, bloccando la statale di Alemagna nel momento clou del controesodo. Ci sono anche i comuni bellunesi di Rocca Pietore, Valle di Cadore e Cortina d'Ampezzo nell'elenco stilato dalla Regione, che ha formalizzato lo stato di crisi per le avverse condizioni meteo dello scorso weekend. Sabato sera le prime avvisaglie con una tromba d'aria a Venasse di Cadore che ha sollevato i tetti di 2 case. In Valle del Boite si è temuto il peggio, ma fortunatamente non ci sono stati feriti né evacuati. Nelle stesse ore una frana si è mossa fra Sottoguda e Malgacciapela, in comune di Rocca Pietore, e ieri una colata di acqua, detriti e fango ha investito la 51 di Alemagna nel clou del controesodo. Mi sono sentito con il vice sindaco di Cortina anche più volte che era sul posto con i vigili del fuoco di Belluno, e da quello che so io, ripeto, io non sono stato sul posto, quindi riferisco a quello che mi è stato detto, si è riempito il bastone che c'è dietro e ha cominciato a tracimare. La strada è stata chiusa per pochi minuti. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con le pale gommate del personale dell'ANAS hanno consentito di liberare una parte della carreggiata in pochissimo tempo e la circolazione è ripresa a senso unico alternato. E già alle 22 il traffico è tornato regolare in entrambi i sensi di marcia. Stamattina il presidente Zaia ha annunciato lo stato di crisi sulla base dei dati ricevuti dalla Protezione Civile. Noi abbiamo avuto la provincia di Belluno con Rocca Pietore, Valle di Cadore e Cortina d'Ampezzo, che sono i detriti di Acquabona, per capirci. Domani mattina a Palazzo Balbi saranno disposti gli interventi di somma urgenza, ma intanto nel bellunese polemica per i lavori ad Acquabona, perché non è la prima volta dall'inizio dell'intervento di contenimento della frana che la vasca risulta insufficiente. E con i mondiali sempre più alle porte, la richiesta da più parti è di abbandonare quell'inutile e oneroso progetto di realizzare una galleria in destra Boite per risolvere per sempre l'attraversamento di San Vito e della frana di Acquabona. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo di ieri in Veneto per parlare di coronavirus, perché c'è una svolta nello screening per il Covid. Approvati infatti i test rapidi made in Treviso dallo Spallanzani. La soddisfazione dei medici dell'equipe trevigiana che hanno portato avanti il progetto. Intanto oggi sono partiti gli screening rivolti ad insegnanti e personale ATA. Lo Spallanzani ha promosso, tra virgolette, quello che il dottor Rigoli e tutti i microbiologi del Veneto, ma su spinta forte della Regione Veneto, di portare avanti questo test rapido, questo test veloce. Una validazione da parte del laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma, partita su richiesta del Ministero della Salute e della stessa Regione Veneto, dei test rapidi antigenici per il Covid-19 che si stanno effettuando presso gli scali romani di Fiumicino e Ciampino e presso gli ospedali pubblici e Dravin del Veneto. Passo che rappresenta una svolta in termini di efficacia e rapidità, che parte proprio dal lavoro dell'equipe trevigiana del dottor Roberto Rigoli, direttore della microbiologia di Treviso, che ha espresso in una nota l'infinita soddisfazione per il risultato del lavoro serio di una squadra di professionisti che non si sono tirati indietro di fronte all'emergenza e che ha dimostrato, continua la nota, come il Veneto sia stato sempre all'altezza sia per la diagnostica che per l'organizzazione. Ma ad essere interessati dall'attività di screening a partire da oggi sono i potenziali 18.000 insegnanti e personale ATA che hanno aderito e aderiranno su base volontaria a sottoporsi al test rapido prima della ripartenza scolastica. Dovrebbe essere obbligatorio, secondo me. Comunque poi ognuno la pensa a modo suo, però è un lavoro a rischio anche il nostro. Siamo a contatti con tanti bambini, con tanti ragazzi ed è giusto tutelare loro e tutelare noi stessi. È un diritto dovere, è una questione di senso civico. Lavoriamo con i bimbi e quindi è giusto tutelarli, e sono favorevolissimo. Stiamo in coda e va bene così.
E proprio per gestire territorialmente al meglio i flussi, oltre ai 4 punti di accesso diretto, al Caffoncello di Treviso, all'ospedale di Oderzo, al distretto di Conegliano e in modalità drive-in all'ospedale di Castelfranco, si pensa ad altri spazi. Chiederemo ai sindaci in particolare di mettere a disposizione delle palestrine comunali dove i medici famiglia potrebbero fare loro i test insieme, aiutati e coadiuvati dai nostri infermieri. Autodichiarazione alla mano che attesti l'appartenenza alle categorie scolastiche interessate e via ai test rapidi che si svolgeranno anche martedì 25 agosto e dal 31 agosto al 6 settembre. Parliamo adesso del rilancio di ACC, dalle banche ancora a silenzio sul prestito ponte necessario a finanziare il piano industriale dello stabilimento di Mel. Sindacati e lavoratori increduli, la situazione, dicono, è paradossale. Per il momento hanno risposto no a tutte le nostre richieste, quindi è veramente paradossale perché mette in crisi quel rapporto di fiducia che c'è tra il territorio, le istituzioni e le proprie attività economiche. Ha dell'incredibile l'atteggiamento attendista dei maggiori istituti bancari italiani che a fronte di garanzie non hanno ancora proferito verbo sul prestito ponte necessario al rilancio dell'ACC di Mel. Domani scade il termine stabilito durante l'incontro del 7 luglio scorso al tavolo regionale e la cassa in mano al commissario straordinario Castro Autonomia fino al prossimo 30 settembre. Oltre quel giorno l'impegno fino ad oggi profuso a tutti i livelli potrebbe finire alle ortiche, segnando di fatto la fine di un'azienda strategica a livello nazionale, l'unica che ha in mano la produzione del compressore per la refrigerazione. Lo abbiamo ripetuto più volte, hanno una responsabilità istituzionale perché c'è una legge dello Stato che prevede l'attivazione dell'articolo 55, quindi i finanziamenti delle banche nei confronti di questa azienda, e anche una responsabilità sociale. Questa è un'azienda di importanza strategica per il tessuto produttivo della provincia di Belluno e quindi crediamo che chi veramente si professa di essere vicino al territorio anche dal punto di vista sociale lo debba oggi dimostrare. Stamattina i sindacati di categoria si sono incontrati con le RSO aziendali. Il progetto industriale è serio, incalza Zulian della CISL, che ricorda come il comparto del freddo a livello nazionale stia aumentando le proprie vendite anche grazie ai riconquistati volumi produttivi di ACC. Dalla ripartenza sono state riassunte 18 persone, qualche settimana fa è stato istituito il premio di risultato. Insomma, le condizioni di rilancio ci sono e i sindacati a ridosso delle imminenti elezioni lanciano un appello a tutti i candidati affinché si facciano carico del futuro dello stabilimento di Mel. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, dice Mauro Ferraro della UIL. Saremo prontissimi a reagire come abbiamo sempre fatto appunto nell'ultimo anno. Vedremo di fare le assemblee con i lavoratori, trovare come sempre delle soluzioni che non impattino neanche la produttività, perché come abbiamo bisogno sempre paradossalmente anche di produrre e quindi cercheremo le soluzioni migliori. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21:15 in prima serata con Ring. Nel frattempo avete visto in sovraimpressione il sondaggio che vi abbiamo presentato ad inizio TG. Ebbene, avremo in apertura subito il sindaco di Verona Federico Sboarina per tutti gli aggiornamenti dalla città duramente colpita dal maltempo, e poi ancora per commentare l'attualità anche in vista delle prossime elezioni Giacomo Possamai del PD, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, Elena Ostanelli di Veneto Che Vogliamo, Roberto Marcato della Lega. E vi ricordiamo che Ring raddoppia in onda non solo il lunedì ma anche il martedì sera, sempre alle 21:15 in prima serata su Antenna 3. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. Dopo il forte maltempo dello scorso weekend con il violento nubifragio che ha colpito in particolare la provincia di Verona, martedì 25 agosto tornerà il sole. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto pressione in nuovo aumento, bel tempo con ampio soleggiamento dappertutto, sarà asciutto e stabile con cielo sereno o al massimo velato. Per questa giornata non sono previste precipitazioni degne di nota. Clima gradevole con temperature minime fino a 20 gradi, massime invece tra 26 e 30 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole su tutte le province, non sono attese piogge, cielo che sarà sgombro da nubi. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime invece sui 27-28 all'incirca.
Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, qualche addensamento ma del tutto innocuo sarà possibile sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 14 gradi, massime intorno ai 27 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.